Allora, insomma, anch'io, insomma, ve l'avevamo detto, no? Allora, io capisco che ci sono delle situazioni nelle quali, insomma, uno manda avanti per questioni di principio una certa norma, trova casualmente il governo amico che non impugna la norma, perché ricordo che dopo l'approvazione della norma fatta dal Consiglio regionale, sono state altre regioni che hanno fatto la medesima norma e il governo, che nel frattempo magari ha cambiato, ha impugnato quella norma. Oppure ci sono sentenze della Corte Costituzionale su leggi di altre regioni impugnate che hanno dato ragione al governo rispetto all'impugnazione della norma e riguardava lo stesso identico tema. O i 5 anni famosi per poter entrare nei requisiti o la richiesta di documentazione che riguardava in questo caso cittadini extra Unione Europea. In più, e l'ha detto il collega Conficoni, questa incertezza sulla norma del sostegno agli affitti ha fatto sì che coloro, non importa chi, coloro che fossero interessati hanno avuto rallentato quello che di fatto è una possibilità che una norma ha sempre dato loro. I miei colleghi hanno già detto molto e credo che sia una prova, come dire, plastica, come si suol dire, che viviamo in uno stato di diritto e che i diritti dei cittadini sono uguali per tutti. E quindi mi accodo ai colleghi, fortunatamente dico, perché altrimenti le ideologie avrebbero la meglio sui diritti fondamentali dei cittadini, come è quello della casa. Sarebbe bello dire solo ve l'avevo detto, sono contenta, veramente invece c'è un grande dispiacere perché credo sia una prova di, come dire, inutile accanimento verso i più deboli. E quindi oltre a chiedere appunto a non essere assolutamente certa che un regolamento possa essere applicato con una norma al di sopra che è incoerente col regolamento stesso, capisco anche che questa mossa è ulteriormente strumentale, perché cosa fa? Fa un adempimento della sentenza letterale senza porsi il problema della sostanza della sentenza, che al di là del regolamento dice questo principio che avete scritto non è legittimo. La collega Santoro dice la sostanza della sentenza, dell'ordinanza, dice sostanzialmente di cambiare la norma. Ed è qui che sta il punto, colleghi. Il giudice ha ordinato, imposto alla Regione e al Presidente della Regione di modificare un regolamento, di modificare una norma. No, consigliere Santoro, non è attaccarsi agli specchi, perché qua stiamo parlando, oltre che di forma, di sostanza addirittura della democrazia e dell'ordinamento di questo Paese. Dell'ordinamento di questo Paese, perché il giudice ordinario poteva, giustamente, adire alla Corte Costituzionale, non imporre alla Regione di adeguare una norma. Perché? Perché c'è un piccolo particolare, che dando un ordine di fare una norma alla Regione, il giudice ordinario però incappa in un organo che è la quarta commissione consigliare, che rappresenta il Consiglio e rappresenta i consiglieri regionali. Questo è un piccolo problema, per cui annuncio
che il gruppo della Lega e anche, credo, in accordo con tutta la maggioranza, voterà contro questa modifica. Altro che la Giunta non si è presa la responsabilità di dire di no e la dà al Consiglio e la dà alla Commissione. È veramente una situazione paradossale in cui la Giunta, invece di dire no, non intendo ad adeguarmi, la porta in Commissione facendo votare no la Commissione in modo tale che la responsabilità, cari colleghi, non è della Giunta ma sarà vostra, perché io credo che bocciando questo adempimento semplice ci saranno delle ripercussioni per i cittadini, ma ci saranno delle ripercussioni legali. Ed è questa la mia domanda, Assessore. Cosa succede con la bocciatura di questo mero adeguamento formale? Ci saranno ulteriori contenziosi con ulteriori soldi spesi dai cittadini e spesi dall'amministrazione regionale? Ma le sembra, come dire, che sia governare questo, dando al Consiglio la responsabilità di una scelta che deve prendere lei in prima persona? Prendetevi la responsabilità di governare. Grazie consigliera Santoro. Consigliere Moretti, prego. Allora, sono passati 14 mesi dall'ordinanza del Tribunale di Udine e oggi sentiamo da un organismo del Consiglio regionale che il Consiglio regionale respinge questa proposta che fa la Giunta di modifica dell'atto amministrativo, che la Giunta dice non condivide. La prima questione, Assessore, è che di fronte alla sfiducia della sua maggioranza dovrebbe dimettersi. Ma per dignità del suo ruolo, per dignità del nostro ruolo. Quando la sua maggioranza viene a dire in Consiglio no, andiamo avanti, e sapendo che chi vota qua non è responsabile delle azioni che fa, perché per fortuna siamo un organo costituzionale, nessuno alla fine pagherà, se non per altri 10 mesi, 14 mesi, altri contenziosi che si avvieranno in questa regione, comuni che saranno costretti a fare atti amministrativi che non lo faranno, che non li faranno, perché saranno paralizzati dalla paura di firmare atti che sanno benissimo essere illegittimi, a fronte di quei contenziosi e di quell'ordinanza che questa Commissione ritiene di non dover rispettare. E cosa facciamo? Giochiamo sulla pelle delle persone che aspettano, quelli che avranno diritto e quelli che potrebbero anche non aver diritto, ma che hanno diritto a una risposta. Cosa facciamo, Assessore, su questo? E voi che siete stati amministratori, come sono stati tanti di noi qua dentro, non vi rendete conto di questo? Lo fate solo per una battaglia politica. Abbiate un sussulto di dignità, come dovrebbe averlo l'assessore a dimettersi di fronte a questa presa di posizione della sua maggioranza. Che l'erogazione del bonus affitti 2020 sia stato ritardato di alcuni mesi facendo un bel regalo di Natale da parte della Giunta e del centrodestra ai soggetti bisognosi che lo aspettavano, questo è un dato di fatto incontrovertibile, glielo assicuro collega, così come credo che i sindaci si troveranno in imbarazzo nel dover decidere se applicare o meno un regolamento che un tribunale ha deciso l'illegittimità e che questa Commissione, la maggioranza, non ritiene di modificare per portare avanti una battaglia ideologica che alla fine è dannosa perché colpisce i cittadini che hanno bisogno. Non è una messa in scena e la maggioranza ha sfiduciato il suo assessore che politicamente dovrebbe trarne le conseguenze rassegnando immediatamente le dimissioni. Perché se su un tema così importante, così dirimente per la maggioranza, l'azione dell'assessore non è coerente con i vostri obiettivi, se io fossi nell'assessore non avrei il minimo dubbio nel rassegnare le dimissioni. E il percorso continuava a essere tale fino al momento in cui, purtroppo per noi, magari per qualcun altro per fortuna, è arrivata questa sentenza del giudice, che non è una sentenza qualsiasi, cioè non è una sentenza che dice non è costituzionale oppure non era corretta dal punto di vista giuridico quello che avete fatto, ma è un ordine che ha dato alla
amministrazione regionale con il suo presidente, scritto così, di fare la modifica al regolamento, di togliere quanto era da togliere, quindi un ordine. Ok? E questo ordine, su questo ordine c'era una diffida a tutta la giunta di farlo, non all'assessore o al presidente, a tutta la giunta di farlo. Quindi, sotto una diffida, come per legge è previsto, con l'articolo 650 del codice di procedura penale, se non si ottempera la diffida, ovviamente si va a procedimento penale in atto. E quindi dovevamo, non era una scelta, perché se fosse stata una scelta certamente non la facevo, né io né probabilmente tutta la giunta. Perché se fosse stata una scelta è chiaro che noi continuavamo con la nostra idea, perché avevamo un'idea precisa, come spesso viene detta, e l'ha detto anche il consigliere Caligaris, prima volevamo dar soddisfazione agli italiani residenti in regione, poi anche agli altri, non solo, anche agli altri. E i numeri che ha portato Sommo Falcone sono eloquenti. Il principio che oggi passa è che se le sentenze stanno bene si applicano. Se le sentenze non stanno bene, prendo atto e non si applicano. Per cui il problema non è il bisogno, ma chi è il beneficiario di quel bisogno. Beh, insomma, interessante questo, perché ci aiuta a capire tante cose. Presidente, guardi, il Marchese del Grillo rispetto a loro è un dilettante. Beh. Non ripeto la frase del Marchese del Grillo. Ecco, No, che è no, meglio, non pensiamo qui, in una qui. sede istituzionale, Grazie. ma il Marchese del Grillo era un dilettante rispetto a loro. Sul resto ribadisco il fatto che l'assessore Pizzimenti, mi dispiace assessore, ne esce fortemente delegittimato, indebolito e veramente dia le dimissioni a tutela sua del suo ruolo assessore, non sorrida.